Buonasera a tutti, io sono Maria Vittoria Bonaldo, sono la presidente del Rotaract Club Conegliano Vittorio Veneto. Grazie. Benvenuti a tutti alla 37esima edizione del concerto di Natale per il Piccolo Rifugio. Sono molto felice di vedervi qui dopo 2 anni in cui non siamo riusciti ad organizzarlo. Quindi passerei subito a ringraziare Don Silvano per la splendida cornice che ci ha fornito questa sera. Ringrazio poi il Coro Conegliano per essere stato da subito disponibile nel festeggiare il Natale con noi. Ringrazio anche poi il Coro dell'Accademia Tetracordo, che purtroppo non sarà presente questa sera a causa di una indisponibilità della direttrice. Passo poi a ringraziare tutti i nostri sponsor che ci hanno aiutato e sostenuto nell'organizzazione di questo evento. Saluto e ringrazio inoltre gli amici del Piccolo Rifugio, sempre numerosi e sempre presenti per il concerto. Infine passo a ringraziare il mio club, il Rotaract Club Conegliano Vittorio Veneto, in quanto ha provveduto all'organizzazione di questo, e poi la tenda TV presente ancora una volta al nostro concerto. Lascio subito a Don Silvano per un breve saluto, cedo la parola. Con piacere vi do il benvenuto, ci rivediamo a distanza di tempo per questa bella iniziativa che vale la pena sostenere e anche conservare nonostante gli eventi. Speriamo che sia una serata piacevole, che questa iniziativa possa portare anche frutti concreti, perché le necessità sappiamo ci sono sempre abbondanti e non mancano mai i bisogni. Vi ringrazio della vostra partecipazione, di chi ha organizzato, e buona serata e buon ascolto. Chiamo poi qui Giovanni Natale, referente per la Fondazione del Piccolo Rifugio, per un saluto. Buonasera a tutti, buonasera. Io dico solo una parola semplice, mi ripeto un pochettino in verità, ma una parola semplice ma importante, un grazie a tutti voi che siete venuti qua nonostante superando un po' le paure, diciamo, i timori e le fatiche che 21 mesi di pandemia ci hanno caricato sulle spalle come un pesante zaino. E vi ringrazio perché avete scelto di passare una bella serata che riscalda il cuore con la musica, e vi ringrazio perché scaldate anche il cuore delle persone che vivono al Piccolo Rifugio con la vostra presenza, la vostra generosità e il vostro affetto. Il vostro affetto e generosità che per noi è molto importante. Infatti tutte le offerte che verranno raccolte questa sera noi abbiamo pensato di utilizzarle per l'acquisto di nuovi e importanti letti elettrici che permetteranno alle persone che vivono al Piccolo Rifugio di avere dei riposi più confortevoli e che con meno probabilità di avere dei dolori, diciamo, nei loro corpi spesso fragili. Ringrazio il Rotaract Conegliano Vittorio Veneto che per 37 anni ha organizzato questo concerto, il concerto di Natale per il Piccolo Rifugio, e ringrazio la Maria Vittoria Bonaldo, la presidentessa, che è presidente, si dice presidentessa, che quest'anno ha voluto ripresentarlo, insomma, ci ha creduto. Insomma. Ringrazio il Coro Conegliano che sono sempre qua con noi, anche prima che il Rotaract partisse con questo evento, con il maestro Diego Tomasi, che è là dietro immagino, e ringrazio Don Silvano che ci ha ospitato anche quest'anno, di nuovo in questa bellissima cornice, come diceva Maria Vittoria. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno permesso questo evento, questo momento particolare. Basta, mi pare di aver ringraziato tutti. Concludo ringraziando le persone che per noi sono molto importanti, che sono i volontari dell'Associazione Lucia Schiavinato, che hanno portato i ragazzi qua anche questa sera e che sono sempre qua per i nostri ragazzi. D'altronde questa sera siamo tutti qua per loro. Quindi buon concerto. Grazie mille.
Vicino a voi troverete una piccola busta rossa in cui potrete inserire un'offerta che andrà totalmente devoluta al piccolo rifugio. Io concludo qui e vi auguro un buon ascolto e un buon concerto. Il saluto di tutto il coro conegliano, del maestro Diego Tomasi, è il prodromo a quello che sarà un concerto prettamente natalizio. Abbiamo bisogno di qualcosa che sia veramente natalizio, in un anno che direi ne vede di cotte e di crude. Quindi a questo punto abbiamo iniziato la nostra peregrinazione tra le preghiere con il Padre Nostro, un Padre Nostro di Nogai Kedrov, che è praticamente un'armonizzazione del solito Padre Nostro. Diego, come secondo brano, ha pensato il primo Padre Nostro e il secondo Maria. E quindi abbiamo una Maria lassù di De Marzi. È un delicato inno serotino a Maria e alla natura, una nuova occasione di omaggio alla Madonna, guardando il creato, le bellezze del creato. Le parole sono semplicissime: tempo fermo nel cielo, mentre viene la sera, e poi la notte, e quello sarà per noi un lungo sogno di Dio. Maria lassù, dal coro conegliano, che ha un palmarès di presenza con
con la vostra associazione a queste bellissime iniziative natalizie ormai di decine di anni, ma non siamo qui per parlare della nostra anzianità, ma di pensare all'avvenire. Buona serata. Il prossimo brano, che è armonizzato, diciamo, in parte da Lanaro e dal nostro Diego Tomasi, ha un titolo che forse vi farà già capire di che cosa si tratta. Il titolo è Dolce sentire. Dice così il testo: nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Non sono più solo, ma sono parte di una immensa vita con il cielo, le stelle, aria e l'acqua pura, e fratello sole e sorella luna, dono di lui e del suo immenso amore. È un brano che voi avrete sentito altre volte, perché fa riferimento anche a un film molto famoso che è servito per allargare questa realtà, e noi ve lo presentiamo, il coro conegliano ve lo presenta in questa armonizzazione che forse non avrete mai sentito. Oh
Rimaniamo sempre nella tematica di un canto a sfondo religioso, usiamo questo termine, con questo Puer Natus, che è armonizzato da Gianni Malatesta, un grande maestro della coralità. E questa è un'antica lauda natalizia in latino di spirito gregoriano, che ripropone i 3 momenti dogmatici del Natale cristiano: l'Annunciazione, l'Incarnazione e la nascita del Figlio di Dio. A Betlemme è nato un bimbo. Con canti di gioia noi lo adoriamo. Ecco Puer Natus in 2 parole. Rimaniamo sempre su una base latina e vi facciamo sentire Adeste Fideles nella rivisitazione di Diego Tomasi. Adeste Fideles, cosa significa tradotto? Significa semplicemente avvicinatevi, fedeli. È un antico canto popolare irlandese, però non ha una paternità. E fu trascritto nel 1743 da un semplice copista. I copisti erano quelli che scrivevano, non sapevano magari scrivere, però scrivevano lo stesso, copiavano dai testi ad altri testi. Quindi ecco che questo copista lo fece, questa operazione di copiatura, nella Francia del Nord, che era allora il rifugio dei cattolici inglesi, perseguitati in patria dai protestanti. Quindi c'è sullo sfondo una lotta di religione di quegli anni, di quei secoli, e la conclusione della fede cristiana dice Adeste Fideles, avvicinatevi fedeli, che non dovete fare la guerra tra voi, ma voler bene al vostro Dio.
Ecco, e adesso ci spostiamo un po' da quello che è la parte spirituale di questo momento di riflessione cui ci porta l'autore dei testi, e passiamo a Marie Betlemme. Marie Betlemme, nella rielaborazione di Beppi De Marzi, e parte questo colloquio di Beppi De Marzi con l'aldilà, con una specie di critica. Dice: ma dove sei andata, o Maria, a far nascere il re dei re? E tu, Giuseppe, che l'hai accompagnata? È vero, anche i re magi fecero un lungo viaggio per trovare Gesù al loro arrivo. E quindi ecco che da queste domande così pesanti sulla realtà della nascita di Cristo vista dalla parte della mamma e del papà, della Madonna e di Giuseppe, ecco che ci avviciniamo con il pensiero a quella che è l'Epifania, e quindi ecco che il ciclo si conclude con l'apparizione e la manifestazione. Quindi Marie Betlemme di De Marzi è una domanda all'Altissimo: perché ha voluto fare così per nascere in un modo così complicato. Abbiamo parlato di quello che è stato un po', chiamiamolo, lo scenario della nascita di Gesù, con i pastori, con le bellezze della natura, con l'arrivo dei Re Magi, con la spiritualità immensa di Maria e di Giuseppe. E adesso
Dionisi, un personaggio che ha adattato tantissime canzoni, ma anche le ha fatte, e vuole trattare il tema dei pastori proprio, specificatamente. E quindi con O felice o chiara notte, che è il titolo di questo brano, Dionisi tratta il tema dei pastori che abbandonano le greggi per andare ad adorare Gesù. I bimbi in Trentino, tanti anni fa, quando Dionisi componeva le proprie canzoni, cantavano quella che si chiamava il canto della chiara stella. Era una manifestazione spontanea dei ragazzi che, per raggrumare un po' di soldini, di qualche offerta, va bene, questa questua natalizia, chiamiamola, avevano questa abitudine di far roteare delle stelle lucenti attaccate con un filo di plastica o con un filo di spago, a quegli anni là forse la plastica non era così avanti, attaccate ad un filo. E di conseguenza ecco che, andando in giro a fare gli auguri, a portare la nuova novella nelle varie case del paese con queste stelle filanti, chiamiamole così, la chiara stella, c'era già una sensazione, c'era già una promessa di un Natale che sarebbe stato bello anche per i bambini. Quindi o felice o chiara notte. O felice o chiara notte. Il Natale è una festa importante e è bella per tutta la popolazione, ma c'è stato un momento in cui, in una brutta guerra, moltissimi soldati morirono e di conseguenza ecco che questa data natalizia, questa atmosfera natalizia è stata così dissolta dalla realtà della guerra. Questo
l'ultima notte, il titolo, no, Dormi, dormi, sono entrambi sullo stesso tema, di Tieppo. Tieppo è un autore di canti che conosciamo anche da parecchio tempo. Ecco che questa ninna nanna russa, praticamente, per tanti anni i nostri alpini, per tanti anni, diciamo, per qualche anno i nostri alpini sono stati lì in Russia a combattere e quindi hanno anche avuto modo e tempo di imparare qualche canzone locale, qualche brano, e questa ninna nanna russa è stata raccolta da Tieppo, dall'autore, su quel libro 100.000 gavette di ghiaccio di Bedeschi, che probabilmente qualcuno, anzi molti di voi avranno letto. Ed è riportato così struggente come la sentirono i soldati in trincea, con una messa di Natale celebrata dal cappellano in prima linea, tra le gelide tane, tra la neve, dove prendevano posizione questi alpini per cercare di ripararsi un po' dal freddo, ma anche purtroppo dal fuoco nemico, rivolti con lo sguardo a un punto luminoso che doveva rappresentare la nascita del Cristo. Dormi, dormi. Questo canto, L'ultima notte, è il suo titolo, di De Marzi, di Beppi De Marzi, è un canto che si allarga molto da quella che è la tematica di Natale, perché si sposta purtroppo su un territorio di morte e distruzione che solo le guerre riescono a dare. E quindi ecco che
l'ultima notte di Natale degli alpini in Russia, quindi parliamo della seconda guerra, quando dei contingenti grossissimi di alpini italiani furono mandati a combattere sul fronte russo, su un fronte che purtroppo non perdonava non tanto per il fuoco nemico, ma per il gelo, per le condizioni atmosferiche, quindi c'era tutto un insieme di cose che portava veramente a essere una marcia della morte. Prima questo della sanguinosa ritirata dell'indomani sul Don. Quindi l'ultima notte è l'ultima notte di battaglia, perché l'indomani sarebbe stato diverso con il ripiegamento verso la patria italiana che purtroppo era molto lontana. Quindi questa casa lontana era pensata con l'angoscia della morte vicina. Quindi ecco la dicotomia morte vicina, casa lontana. Però poi ecco che è diventato casa vicina e morte lontana. Di conseguenza, fino a invertire le cose in una marcia mortale per troppi di loro. L'ultima notte. Mormorando, stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo. Avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio verde. Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi e ad ogni passo coprono una fossa.
Una coppia di artisti che ha dato molto alla coralità, ma alla musica in generale. Beppi De Marzi e David Maria Turoldo. Beppi De Marzi, penso che tutti sappiate chi è. Mentre David Maria Turoldo, dei Servi di Maria, era un frate, era un padre, che con una grande amicizia che aveva con Beppi De Marzi ha utilizzato questa sua esperienza e quella di Beppi per creare dei canti veramente fantastici. Questo Mentre il silenzio, che adesso il coro conegliano vi presenta, fa parte di quella serie molto, diciamo, molto ponderosa di brani che De Marzi e Turoldo hanno preparato in tante notti di veglia. Mi diceva Beppi De Marzi che i brani che hanno fatto loro due sono stati fatti tutti di notte, perché di notte si potevano concentrare in questa stanza del convento senza disturbi, senza avere delle fonti di voci che gli potevano far male alla produzione di queste canzoni. Quindi diciamo che questo che adesso vi presentiamo ha una forma diversa, come che è stata pensata dai due autori, rispetto ai salmi. Questa è una antifona natalizia che rompe con la tradizione classica dei brani natalizi. Mentre il silenzio. Silenzio
Notte d'amor di Malatesta. Ha più titoli questo titolo, Notte d'amor, perché è un canto celeberrimo, Stille Nacht, Notte silente, Astro del ciel. Sono tutti titoli di questo brano che tutti quanti conosciamo. È forse il più famoso dei brani natalizi. È stato scritto nel 1818 a Salisburgo dal curato Moore e dal maestro Gruber. Moore e Gruber sono due nomi che si ritrovano in altri episodi della creazione di queste canzoni, di queste musiche natalizie. Fa parte della tradizione natalizia nordica, tedesca e occidentale. Quindi, Notte d'amor. Un altro brano che sicuramente conoscerete è Bianco Natale. Noi l'abbiamo nella armonizzazione di Malatesta e Berlin. Questo Berlin era un creatore di musica, ma era un ebreo russo nato in Siberia nel 1888 e che a 4 anni emigrò con la famiglia a New York, dove compose molte musiche di film. Anche questo canto, questa è una cosa così un po' che fa sorridere, questo canto fu fatto per il film La taverna dell'allegria, che, come dice il titolo stesso, doveva essere un film scherzoso, una cosa così ben diversa dalla realtà del Natale. Però è stato cambiato nei termini del testo e quindi è diventato quel Bianco Natale che tutti noi conosciamo e che
ci fa identificare il Natale con il simbolo della felicità e della pace degli uomini. Bianco Natale. Ci stiamo avvicinando a grandi passi a quello che sarà la conclusione, gli ultimi brani, e adesso vi presento il brano Cantique de Noël. Questo è di Adam e Lanaro, i due coautori, diciamo, e ci parla del curato Eugène Nicolas, che per raccogliere fondi, era curato in una cittadina francese, che per raccogliere fondi per le vetrate della sua chiesa, che erano finite rotte, aveva fatto scrivere il testo di un canto di Natale da Placide Copeau, un suo parrocchiano che era veramente bravo come creatore di musiche e anche come musicista lui. Il testo doveva essere diciamo reso pubblico fra i suoi parrocchiani per potergli dare appunto questo aiuto per le vetrate della chiesa. Il testo è semplice, sapete, parla, tanto per cambiare, della nascita di Gesù bambino. Cantique de Noël.
notte l'angelo annuncia a dei pastori che è nato Gesù. Vanno i pastori guidati dalla stella, dal re bambino che sol chiede amore. Ancora un paio di canti. Questo Christmas Angel è, a differenza di tutti gli altri che abbiamo visto prima, è stato creato da una donna, da una compositrice e corista americana che scrisse diverse canzoni di Natale, quindi aveva proprio preso questo filone. E il tema di questo brano è Gloria a Dio e pace nei cuori. Un semplicissimo canto di Natale, però visto con chiave moderna, che porta a noi tutti un messaggio senza tempo. Christmas Angel. La nuova stella dal cielo mi guida, porta un nuovo anno
Eccoci qua. Alea iacta est. Tutto è compiuto. Abbiamo ancora un brano e mi sembra giusto non citarlo neanche, perché così un po' di sorpresa anche nei canti natalizi non è mai sbagliata. Ma vedrete che già dalla seconda battuta capirete di quale canto stiamo parlando. Io intanto vi dico solamente che questo brano è nato nel 1857 da un certo Pierpont, che era il pastore, quindi un prete a Boston, che scrisse questo brano per i suoi bambini dell'asilo. In realtà era nato questo brano per la festa del ringraziamento, che in America è molto importante, molto significativa, e invece alla fine fu eseguita per Natale e così è diventato un po' una bandiera dei canti natalizi, la inviterete anche voi. Bene, il coro conegliano con il maestro Diego Tomasi intanto vi ringrazia per gli applausi, vi ringrazia anche della vostra attenta presenza e è un anno questo qui che purtroppo ci vede tutti quanti un po' sbalestrati. Speriamo che il padrone di casa riesca in qualche modo a sistemarci con questa benedetta malattia e che si possa tornare a fare magari per Pasqua un bis di questa serata, però con più serenità e con più gioia nel cuore. Quindi grazie ancora a tutti voi e ci sentiamo l'ultimo brano sorpresa. Buona serata a tutti. Permettetemi solo 2 parole, perché è arrivata una notizia all'ultimo momento e uno dei 2 maestri che dirigerà quest'ultima canzone oggi compie gli anni. Per cui
Posso riprendere? Grazie. Prego. Ringrazio ancora una volta il Coro di Conegliano per questo fantastico concerto. Noi come Rotaract Club abbiamo un piccolo pensiero per voi che i nostri aiutanti porteranno. Questo è per voi. Grazie. Grazie. Ringrazio ancora una volta Don Silvano, anche per lei abbiamo un piccolo pensiero per festeggiare il Natale con dolcezza. Infine ringrazio nuovamente la Tenda TV, anche per voi abbiamo un piccolo pensiero e vi verrà consegnato. Ricordandovi nuovamente che una piccola offerta può fare la differenza agli ospiti del Piccolo Rifugio, vi ringrazio ancora e vi auguro un lieto e sereno Natale. Buon Natale a tutti, grazie.